È tutto pronto nel chiostro della chiesa della Madonna dell'Orto, dove si svolgerà il Gran Galà in onore di Jeff Bezos e Lauren Sanchez alla vigilia del loro matrimonio previsto per domani sull'isola di San Giorgio. Il personale del catering è al lavoro senza sosta per gli ultimi preparativi della cerimonia, mentre l'area è sorvegliata dalla polizia locale e da un servizio di sicurezza privata. Bloccheranno tutta la fondamenta perché andranno qui vicino alla chiesa dei mercanti nel chiostro e poi nella strada dei mercanti. Sì, siamo super informati. A partire dalle ore 16:30, come indicato in un'ordinanza comunale, sarà interdetto il transito pedonale lungo Fondamenta Gasparo Contadini e Fondamenta Madonna dell'Orto. L'accesso sarà consentito esclusivamente a residenti, ospiti delle strutture ricettive locali e titolari di attività economiche, previa esibizione di documenti che attestino il diritto al transito. Ah, non ero a conoscenza, non lo so, non ho idea. Io abito qua, quindi io vado su e giù, vengo, mi muovo. Ah, così c'era, questo non sapevo. È così. Vabbè, vediamo cosa succede. La festa vedrà la partecipazione di numerose celebrità, figure di spicco del jet set internazionale e autorità provenienti da tutto il mondo. Per me è solo una bella cosa comunque per Venezia e per il turismo. Io non sono contraria, penso che comunque tra costi e benefici ci sono delle valutazioni da fare. Sono molti gli stranieri che vengono a sposarsi qui in città perché Venezia è unica nel mondo. Siete pronti a dare il benvenuto a Bezos? Ma sì, certo, perché no? Nonostante i disagi per la viabilità, i veneziani sembrano accogliere l'evento con curiosità più che con fastidio. Benvenuto, sì, benvenuto, porta soldi. E una canzoncina gliela dedichiamo. Una canzone Venezia, l'ultima, due cuori in una gondola. Due cuori in una gondola, sto mar pien de ste, è una che canta e strofe d'amor, guardando una stea, godito in cuor. Venezia te prego, fa il sogno realtà.